Benvenuti a tutti, è molto bello che oggi ci sia qui una platea piena di studenti, cioè quel seme fondamentale della critica, della cultura, della capacità responsabile di vivere la propria vita, di impostare la propria vita su parametri, non devo spiegarlo io a voi ovviamente, che sono quelli dell'utopia, la capacità di sognare un mondo diverso. Quando si diventa vecchi si ha più memoria che futuro e non bisogna comunque smettere di sognare, mai. E la cultura è un elemento che ci deve insegnare sempre ad alimentare quelli che sono i nostri sogni. Cioè voi immaginate che nell'ultima sua notte Socrate, quando avrebbe dovuto bere il giorno dopo la cicuta perché era considerato un pervertitore della gioventù nella Atene del suo tempo, pervertitore della gioventù, perché insegnava a ragionare in maniera diversa rispetto al potere, chiese di poter imparare a suonare il flauto la notte prima di morire. E quando i suoi allievi che lo vegliarono gli dissero: ma che cosa ti serve imparare a suonare il flauto se domani devi morire? E lui rispose: per imparare a suonare il flauto. Era il fondamento di quella che è la nostra consapevolezza che tutto ciò che noi impariamo, e non solo dai libri ma anche attraverso i libri, perché sono il grande spazio in cui si registra una memoria che è singola ed è collettiva, è davvero una linfa che ci serve per architettare mondi che siano migliori. Ecco perché ovunque nasca una dittatura i libri sono considerati pericolosi. Bella l'iniziativa di chiedere incontro, no? In contrappunto al rogo dei libri del 10 maggio del 33 a ciascuno di noi di portare un libro. Credo che potrà capitare che molti portino lo stesso libro. Io sento che è già stata anticipata la Costituzione italiana. Io ho portato la Costituzione italiana appuntata da un prete di frontiera, qui ne abbiamo un altro, e che è Don Andrea Gallo. E nel corso di questa chiacchierata mi piacerebbe anche poi concludere, vediamo se nella mia completa sistematicità ce la faccio, concludere dicendo che oggi ci sono roghi di libri. Oggi si continuano a bruciare i libri, non occorre prendere l'accendino e la benzina per bruciare un libro, basta destabilizzarne i contenuti. E io vorrei che portaste a casa da queste poche parole che vi dico almeno questa preoccupazione. Nella società nella quale noi oggi viviamo, ogni giorno questo libro fondamentale viene bruciato, ogni giorno. Prendete gli articoli fondamentali che la incorniciano e vi renderete conto che non manca giornata in cui uno o più di uno di questi articoli venga messo al rogo, dal primo fino all'ultimo, nell'indifferenza di tanti. E purtroppo sono preoccupazioni che io lascio a voi, così come mutatis mutandis il grande Piero Calamandrei, quando raccontò la Costituzione ai giovani della sua epoca, era il 55, era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, dicendo che qui dentro c'era un testamento di milioni di morti. E per cercare, quando uno vi lascia in testamento qualche cosa, significa che lo considera di un valore forte, fondante. È un peccato buttarlo via. Ma entriamo nella fattispecie, nel cuore del problema. Allora, Hitler vince le elezioni. Sì, è vero, ci sono stati possibili brogli, atti di intimidazione, violenze inaudite, sedi di partito e di giornali che vengono messe sotto assedio, giornalisti che vengono picchiati, professori che vengono dileggiati in classe alle scuole superiori, all'università, semplicemente per proporre la libertà delle loro idee. Ma se ci limitassimo a questo, il problema sarebbe nella sua drammaticità meno grave. Hitler vince le elezioni, c'è un sacco di gente che lo vota, e lo vota perché, come uno sciamano, avete presente quei grandi sacerdoti delle notti arcaiche, promette che la situazione in Germania cambierà, che il modo in cui il popolo tedesco viene trattato con viltà dal resto di un'Europa, viene umiliato dal resto dell'Europa, sarà dimenticato.
sarà presto dimenticato. E come prima cosa, ragioniamo un po' sul concetto, sul termine, lui promette che sostituirà i panni cenciosi con cui i tedeschi fuoriescono dalla guerra, dalla prima guerra mondiale, che si portano indietro, ovviamente si portano dietro per molti tempi, con una meravigliosa, pulita e dignitosa divisa. Una divisa che sia capace di ridare la dignità ad un popolo offeso. Divisa. Scusate il senso noioso del vecchio professore che si ferma, no? Attigna sull'etimologia. Divisa vuol dire quello che separa. Però è curioso che noi definiamo la divisa anche come uniforme. Allora abbiamo due termini che sono contrapposti per indicare la stessa cosa. Divisa vuol dire io sono diverso da te, io indosso la divisa perché incarno una autorità che va al di sopra di qualunque altra possibilità di contestarmi, perché io, indossando la divisa, indosso il senso di un'autorità che non ammette nessuna forma di recriminazione. È così e basta. E perché è così e basta? Perché la legge va rispettata. La legge è sempre giusta, va rispettata. Anche quel povero di Socrate muore perché è convinto che la legge, per quanto sia contraria a lui, vada rispettata. Ma non è mica sempre vero. Non è mica sempre così. In questi giorni tristi nei quali noi viviamo, ed è stato anticipato molto bene come riflessione, in tanti hanno invitato alla disobbedienza civile nei confronti di leggi che non sono giuste. C'è un personaggio evocato in questi giorni meraviglioso della tragedia greca, che è Antigone, quella giovane donna che dice rispetto alla legge di Creonte: io non sono disponibile ad obbedire ad una legge che non considero giusta, perché obbedire ad una legge ingiusta mi rende ingiusta. E ci sono delle leggi molto più forti di quelle che vengono trascritte dagli stati, quelle che vengono patrocinate dietro le divise. Guardate questa immagine. Allora, prima di arrivare al 10 maggio del 1933, Hitler a gennaio si insedia al potere, avvengono tante cose. A marzo, nel marzo del 1933, si comincia già ad aprire una rete di campi di concentramento. Dachau comincia già ad accogliere nelle sue belle, ordinate e pulite baracche tutti coloro che non la pensano come il regime. Io temo l'uomo che legge un libro solo, timeo hominem unius libri. Perché se tu ti formi con un'idea sola, e questo è tipico, no, del regime, appunto l'uniformità di cui parlavamo, l'altra accezione della divisa, e allora vuol dire che qualunque idea tu mi porti è un'idea che deve essere condannata, e se tu la pensi diversamente da me, che sono giusto, sei malato, sei impuro, sei infetto, e quindi devi essere disinfestato, disinfettato. Nomi che ritornano con tragicità nella storia del Terzo Reich. La disinfestazione nasce dal disinfestare le idee che possono essere moleste, e Dachau già nel marzo del 1933 vede tra le baracche giovani socialisti, giovani comunisti, anarchici, cattolici, operai, giornalisti, intellettuali. Oh, che brutta parola, gente che usa l'intelletto e il pensiero. Perché dobbiamo pensare? Che pensi mi, diceva qualcuno, non ci penso io, stai tranquillo, guido io, tu non ti devi preoccupare di niente, non pensarci più, sono io che guido, rilassati. Guai, preoccupatevi quando vi diranno nella vita rilassati, ci penso io. No, io non voglio rilassarmi, io voglio preoccuparmi. I care, voglio prendermi a cuore la situazione, e non solo la mia, ma quella di quelli che sono vicino a me, che stanno vicino a me. C'è una storia che non è mai stata raccontata, mi è stata regalata da un giornalista francese un anno fa. Il primo morto di Dachau è un giovane ragazzo di San Daniele del Friuli. Non esiste documentazione, si chiamava Eugenio Narducci, era un emigrante, come i tanti oggi che attraversano la nostra terra. Era un emigrante che lavorava in Germania come spazzacamino. Erano tanti i ragazzini che venivano utilizzati in questi termini, ma si era formato con idee anarchiche. C'è una retata, marzo 1933.
Hitler si insedia nel gennaio, lo ripeto fino alla nausea. Viene preso, viene portato a Dachau e viene ucciso a colpi di calci e di pugni. Muore tra le mani di un giornalista americano che sta girando una serie di servizi, di interviste, di prese di coscienza di quello che stava accadendo in Europa. E le sue ultime parole sono: chissà se vedrò mai San Daniele di nuovo. Non la vedrà più ovviamente, ma in quel giovane noi possiamo dire che si concretizza tutto quello che è contrario a questa immagine, che arriva pochi mesi dopo, appunto nel maggio. Ed è curioso, ed è stato detto, non c'è un editto, non c'è un decreto, non c'è un invito. Spontaneamente nelle scuole, nelle università, nei circoli di cultura, i bravi ragazzi tedeschi allineati seguono quell'appello che vi è appena stato letto, sul quale io mi soffermo soltanto un momento, su alcuni punti. Questo signore così infervorato è Goebbels, era il ministro della propaganda del Terzo Reich, è quell'uomo che alla fine della guerra nel bunker di Berlino diede il cianuro ai suoi figli e sparò in faccia alla moglie, perché secondo lui non ci sarebbe stato nessun tempo oltre il tempo del Terzo Reich. Parla di studenti, si rivolge a voi, come se voi fate un salto cronologico, foste lì in quel momento. Ed è anche cortese perché vi definisce uomini e donne di una società nuova, che deve smetterla di pensare a delle cose che non servono a niente. Ma già i nostri futuristi lo dicevano, no? Basta con i tiramenti dei professori e delle guide turistiche, bruciamo i musei, incendiamo le biblioteche. Lo dicevano agli inizi del Novecento. A che cosa servono queste cose, questi intellettualismi? Una volta ebbe a dire: ogni volta che qualcuno mi parla di cultura la mia mano scivola sulla Luger, sulla mia pistola, vorrei sparargli in testa. Non serve a niente pensare, anzi è pericoloso. È quel tarlo che ti mette in dubbio tutto quello che gli altri possono insegnarti e che è vero, il dogma. Poi Pierluigi ci parlerà proprio di questo, la verità che deve essere sempre indiscutibile, non può ammettere il dubbio, quando invece la verità si alimenta nel dubbio. È meraviglioso il dubbio, perché ci pone sempre in una condizione dinamica nella conoscenza, ci pone in forse e quindi ci spinge al dialogo, la dinamica. Perché se io non ho il verbo, io non ho la consapevolezza di avere la verità in tasca, allora devo confrontarmi con gli altri, se no non sono niente. Il futuro uomo tedesco, ecco l'idea incredibile, l'idea di un uomo che è superiore a tutti gli altri, perché gli altri sono Untermenschen, sono subumani, appunto da disinfestare. Sono, prima del 10 maggio, i mesi in cui comincia ad essere varato il progetto T4, Action T4, in cui tutti gli aborti di natura venivano definiti così, quelli che nascono male, quelli che nascono deformi, quelli che sono soggetti a malattie che li rendono impuri, che potrebbero contaminare il mito della razza, devono essere disinfestati. Ammalati di mente, Down, spastici, portatori di handicap, equiparato il male fisico al male morale della cultura. Sono parole che fanno spavento oggi, in cui ci insegnano l'elemento della condivisione, la volontà della condivisione, dell'empatia, cioè della capacità di non patire, ma provare pathos, cioè provare il senso di un'anima condivisa con gli altri. Dobbiamo avere il coraggio di guardare direttamente gli occhi impietosi della vita. L'educazione alla morte, anche questo è importante, no? Dobbiamo rispettare la morte. Il segno della morte sul cappello di questi signori era importante, perché loro erano i signori della vita e della morte. E la vita e la morte non appartengono più agli uomini, ma allo Stato. Voi verrete concepiti per lo Stato, perché se lo Stato vi chiederà di morire, morirete come eroi. Altra follia, quanti sono nati assieme al progetto T4 per creare la razza tedesca pura. Giovani SS maschi fatti accoppiare da giovani SS femmine che avessero almeno 6 gradi di purezza ariana per mettere al mondo bambini che fossero purissimi. Sono i primi disgraziatissimi elementi di sofferenza della Germania futura, i figli del Terzo Reich, non di una madre e di un padre, non bambini che nascono per un progetto d'amore, ma ovviamente per una ideologia.
l'impresa forte, grande, simbolica. E cosa c'è di più simbolico di un rogo? C'è un antropologo che ha studiato il Terzo Reich chiamandolo la lunga notte delle streghe. È evocativo, è il termine. C'era anche un piccolo saggio nel quale un giovane Adolf Hitler si dilettava, no? La notte delle streghe, quando si accendevano i fuochi per bruciare le streghe. Se ne parlerà poi. Ma in questi roghi lo sciamano, l'elemento demoniaco, non è ciò che viene bruciato, come sempre, d'altronde, ma è colui che brucia. Guardate il volto dei ragazzi della Hitlerjugend, sono anche più giovani di voi, forse possono avere l'età dei nostri amici delle scuole medie che sono qui presenti oggi, e ci fa piacere la loro presenza, sono felici. Quante volte io mi sono ritrovato a dire ai miei studenti: quando uno ha un libro in mano sorride, deve essere splendido poter avere l'idea di aprire una finestra, qualunque essa sia, non importa, non ci sono libri più importanti di altri per fortuna, ma una finestra sull'anima di qualcun altro che lo ha scritto. E non solo questo, qui vorrei che fosse chiaro il punto, ma sulle migliaia di altre persone che lo hanno letto quel libro, che si sono sciolti dentro quel libro nella loro anima, magari lo hanno appuntato, sono diventati quello che sono diventati in virtù di quello e delle intersezioni di migliaia di altri libri. Quando prendi un libro e lo leggi, la tua anima si specchia e diventa una luce multipla, una rifrazione di tantissimi colori, un'iride. Puoi non essere d'accordo con quel libro, benissimo, scriviglielo. Se l'autore è morto, appuntalo, discutilo con altri che lo hanno letto. È così che la cultura si sviluppa. Ma questi ridono non perché hanno un libro in mano da leggere, ridono perché quel libro viene gettato nel grande rogo, come se fosse il rogo delle vanità. La liturgia del potere. Ogni potere ama incredibilmente le liturgie. Il rogo di un libro nella notte, la luce che si diffonde, è una liturgia, ha qualche cosa di sacro, di ancestrale, divise e roghi. Saluti, canti, li avete sentiti? E quei suoni gutturali che emergono, che sono spaventosi perché vanno a ripescare la parte più oscura di noi, quella che si alimenta con le paure, che si alimenta non con la curiosità, che è ciò che ti spinge a sapere ciò che non sai ancora e a trovarlo infinitamente interessante, ma quello che ti spinge invece ad odiarlo, proprio perché è diverso da te, e a godere nel momento in cui brucia, è bellissimo nella notte, accende il fuoco dell'illuminazione della società nuova. Nietzsche, interpretato male ovviamente, però interpretato, propagandava l'idea dell'uomo nuovo che è capace di camminare al di là del bene e del male con gli occhi fissi verso la sua verità. Quell'uomo talmente tanto forte che avrebbe potuto, e l'abbiamo visto, impiccare un bambino con lo sguardo indifferente, bruciare 6 milioni solo di ebrei. Sono contento che nella prolusione sia stato ricordato il sacrificio di tutti. C'è anche un rischio nella giornata che viene celebrata il 27 di ricordare il sacrificio soltanto di alcuni, che è stato importante e inaccettabile, ma è stato un sacrificio collettivo. È l'Europa plurale, come è sempre stata, che è passata nei campi di concentramento, di sterminio e poi nelle ceneri. Nell'aria dell'Europa volarono tutti quelli che non si allineavano per un motivo o per l'altro a queste sacre e spaventose liturgie. Ed è anche curioso ed importante e, se volete, inquietante il fatto che questi roghi nascessero spontaneamente. Non è Berlino è soltanto quello che dà più chiaramente riferimento, più attenzione, perché Berlino è la capitale del Reich, ma ogni pulito e lindo paesino, dalla Baviera alla Sassonia, alla Westfalia, è orgoglioso, come in questa immagine che vedete, di bruciare i libri e invita i ragazzi a farlo, chiaramente con grande piacere e benevolenza di tutti gli altri. Guardate la pulizia, il nitore, la precisione, i vestiti buoni, il palco delle autorità, i libri scelti, presi dalle biblioteche paterne, presi dalle biblioteche pubbliche, da quelle di scuola, dalle aule dell'università, spesso prendendo in giro i professori che magari per anni ti avevano detto: questo è un autore importante, e adesso tu hai l'opportunità
di distruggerlo, di portarlo in questo sacro falò che distrugge le coscienze. Mi diceva una mia studentessa l'altro giorno, lo raccontavo prima a Pierluigi, io non voglio vivere in una scuola che si preoccupa di insegnarmi come si scrive correttamente la parola coscienza. E vi confesso che molti dei miei studenti la sbagliano ancora. Ma non è quella la preoccupazione che l'insegnante deve avere. Quella ragazza mi diceva: perché non ci insegnate prima qual è il valore di una coscienza? Prima di preoccuparvi come viene scritta la parola coscienza, insegnateci ad usarla come un'arma che non offende, ma promuove sempre. L'uso della coscienza non è mai offensivo, non è mai esclusivo, include, vi obbliga a dialogare tra di voi, vi fa assumere le responsabilità, perché alla coscienza voi non mentirete mai, non c'è la possibilità di mentire a se stessi, se non ovviamente creando quei sepolcri dell'anima che la uccidono e la trasformano in un cimitero. Ecco, sono anche contento, mi piace molto, ma non avevo dubbi ovviamente, trovare questa consonanza. Non è un'invenzione del Terzo Reich, il rogo. Noi in Italia ci siamo arrivati molto prima, anche molto prima che Mussolini vincesse le elezioni. Anche Mussolini ha vinto le elezioni nel 22. Questo è il rogo del Narodni Dom a Trieste, siamo nel 20, 2 anni prima. Le camicie nere bruciano tutto ciò che non è uniforme, e in questo caso non erano uniformi le minoranze etniche, le popolazioni slovene, quelle che abitavano a Trieste, che abitavano ovviamente nel resto dei contesti regionali. Il Balkan, che voi qui vedete, era un centro di cultura. Aveva una biblioteca sterminata, importante, grandiosa, viene bruciato. E non soltanto questo, c'è il rogo di diversi centri di cultura e di case di sloveni, delle comunità slovene. Perché? Per lo stesso principio, perché il diverso da me non può essere accettato, non può avere un archivio in cui riconoscersi, deve essere ridotto in cenere. Non è ammessa memoria. Oggi si costruisce la storia, viene detto dalle autorità naziste quando viene raso al suolo il ghetto di Cracovia. Oggi si costruisce la storia, l'uomo nuovo, passa attraverso la cenere di tutto quello che c'è stato prima, ed è spaventoso. E mi piace portarvi anche degli esempi belli, perché nel dramma c'è sempre qualcuno che resiste, che è partigiano, cioè che fa parte di un'opposizione che non accetta, che usa la coscienza. Molte umilissime maestre, soprattutto maestre d'asilo, maestre delle elementari, madri, sorelle, figlie, recuperano dalle ceneri quei libri, li nascondono, li portano nelle pietraie del Carso e costruiscono clandestine, oggi sentiamo ripetere questa parola come se fosse il demonio, no? Clandestino, delle scuole clandestine, scuole non accettate dalla legge, finivano male se li trovavano, in cui era possibile ancora insegnare ai bambini sloveni quanto bello potesse essere imparare a leggere nella lingua dei propri antenati, e quanta cultura si sarebbe bruciata per sempre se queste donne, mi piace dirlo, donne, spesso escluse dalla storia, no? La storia è maschia, dicevano i futuristi, ecco perché la guerra è bella, piangano le mamme, d'altronde le mamme sono donne e le donne sono fatte per piangere, no? A cosa serve una donna se non per scodellare figli e per poi piangere quando i figli muoiono? Belle filosofie, Queste donne hanno salvato buona parte degli autori della cultura slovena che altrimenti noi avremmo perduto. Ed è stato eroico il gesto di salvare un libro. Salvi un libro e salvi una vita, sempre episodi legati a Trieste, al rogo dei Narodni Dom. È una storia antica, quella del bruciare le biblioteche. Nel 415 come possiamo definirli? Gli assatanati, no, non mi piace il concetto, i fanatici, fanaticissimi cristiani che seguivano il vescovo Cirillo di Alessandria d'Egitto, siamo nel 415, l'impero romano ancora non è caduto, cadrà nel 476, decisero che quel luogo straordinario di cultura che era stato la biblioteca di Alessandria dovesse essere messo a ferro e fuoco, perché un uomo non ha bisogno di altro che del Vangelo per essere un uomo giusto.
tutto il resto va bruciato. Quando io sono andato a scuola, quando ero nei banchi, i miei insegnanti mi dicevano che la biblioteca d'Alessandria era stata bruciata dagli islamici. Quando arriva l'Islam brucia la biblioteca, sono stati i cristiani a bruciarla. E prima Bonaparte è stata bruciata da una guerra civile, come lo sono tutte le guerre. Cesare che combatte contro Pompeo, assedia Alessandria d'Egitto e gliene può fregare di meno se bruciano rotoli di Aristotele, di Senofonte, di Euripide, non importa, di Saffo. A che cosa serve? Alla grandezza di Roma, la poesia di una donna che si innamorava della luna. A che cosa interessa la cultura se devi creare un impero? A che cosa ti serve se devi propugnare una religione? A niente, è possibile bruciarla e buttarla via. Mi avvio verso la conclusione. È inutile fare un elenco di libri, quelli che sono stati bruciati, quelli che vengono definiti libri decadenti. Non furono bruciati solo i libri, anche i quadri. È curioso come molti degli autori avessero già nella loro definizione di inadeguati rispetto alla cultura tedesca, avessero già previsto quello che i fascisti e i nazisti insieme avrebbero fatto. Guardate quell'immagine di Egon Schiele, quel quadro di Egon Schiele, profeticamente già descrive Auschwitz prima ancora che Auschwitz esista. Non è uno che muore in un lager, l'uomo che viene rappresentato da Schiele, ma è un uomo che non è più capace di trovare nei suoi sogni la ragione per poter vivere. Non si deve mai rinunciare al sogno, se no si diventa dei cadaveri prima ancora di essere morti. E tra gli autori che vengono messi al rogo c'è anche un cineasta importante, si chiamava Murnau, e in un suo filmato che è proprio di alcuni anni immediatamente precedente al rogo, le pellicole vengono messe chiaramente a bruciare assieme ai libri, in questa favola nera che è il Nosferatu, la storia del vampiro, profetizza le ombre nere delle dittature che si sarebbero estese sull'Europa. Guardatelo lì, il Nosferatu. Era presente dentro la società dell'Europa, nasceva, si alimentava con il sangue della guerra, con la paura della miseria che la guerra portava. La guerra piace molto alle dittature che vengono a costruirsi sulle sue macerie, perché la dittatura sa che la guerra impoverisce i cuori, non soltanto le nazioni, ed è molto facile che si evochino gli spettri, i vampiri nelle guerre. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente, spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto, ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare, può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Bertolt Brecht, anche lui nel rogo dei libri, anche lui bruciato per aver messo in giro queste idee. E nella sua opera straordinaria, La vita di Galileo, l'uomo che è costretto ad abiurare delle idee nelle quali crede per salvarsi la vita, ed è costretto davanti a degli ignoranti a dire che gli ignoranti hanno ragione, viene preso da Brecht come l'ideale del pensatore anti-goebbeliano. Vi ricordate come abbiamo iniziato, proprio citando Goebbels? Questo è quello che dice Galilei, secondo l'immaginazione di Brecht, ed è bellissimo, bellissimo. Dice: se gli uomini di scienza, metteteci gli uomini di cultura, quelli che vi insegnano a scuola, i poeti, gli scrittori, non reagiscono all'intimidazione dei potenti egoisti, cioè vuol dire non si decidono a essere liberi nel pensiero, ad avere il coraggio di dire basta, di dire no, io non sono allineato, io non sono uniforme. Si limitano a accumulare sapere per sapere, chiusi nelle loro belle torri d'avorio, nei loro studioli, aspettando il finanziamento della regione, del comune, dello Stato, del Ministero della Cultura. La scienza, leggetelo come la conoscenza, può rimanere fiaccata per sempre, non serve a nessuno. Ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l'uomo, leggete l'umanità.
E quando con l'andare del tempo avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità. La stiamo perdendo l'umanità. Tra voi e l'umanità può scavarsi un abisso così grande che a ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di dolore universale. E gli risponde il suo allievo prediletto: ma allora non pensate più che sia cominciata una nuova era, l'era dell'uomo nuovo? E Galileo risponde: al contrario, ma abbi riguardo e quando attraverserai la Germania riponi la verità sotto il mantello. Splendido, ecco perché lo odiavano Brecht, come odiavano tutti gli altri che furono capaci di dire di no. E alla domanda della figlia, scusate, e alla domanda della figlia che gli pone quella domanda del salmista: a che punto è la notte? Com'è la notte? E lui risponde: chiara, perché non c'è mai un'oscurità tanto buia che un rogo che noi tiriamo su possa offuscare la luce delle stelle. E le stelle non sono quelle che stanno sopra nel cielo, è quella legge morale di cui parla Kant. Stelle sul cielo e la legge morale dentro di noi. Quelle sono le costellazioni che dobbiamo seguire, che non possiamo fare finta di non conoscere, di non sapere. Ogni volta che lo facciamo, noi decliniamo e abdichiamo dalla nostra umanità. Ogni volta che lo facciamo, portiamo i libri sul rogo e dai libri gli esseri umani. Grazie.